Ma è già risolto il problema, ovviamente non qui perché si è già deciso di farlo fuori, sono state valutate di fatto 9 aree alla fine, quindi tutta l'analisi di tutto quello che si poteva valutare a Padova è stata fatta, restano 2 aree evocate che sono ovviamente l'aeroporto con tutti i problemi della demanialità perché non è un'area disponibile e poi Padova Est, immagino che si vada verso quella direzione e dopodiché noi confermiamo ovviamente il nuovo ospedale si farà. Cioè per e a causa delle beghe interne alla Lega ancora non si è data una definizione, quindi nel giro di 90 giorni noi dobbiamo dare ai cittadini di Padova, ma a tutti i cittadini del Veneto, perché il Policlinico è un ospedale di grande eccellenza e di grande valore, una sistemazione e un futuro. No, l'ospedale lo possiamo tenere tranquillamente qui, non c'è bisogno di andare a creare nuove zone di consumo del territorio, ma usiamo queste strutture, le sistemiamo e diamo possibilità ai cittadini di un sistema ospedaliero vicino alle loro esigenze. La cosa che è inammissibile è che si continui a chiacchierare senza decidere. Il programmatore sanitario, quindi la Regione, ha la facoltà e l'obbligo di decidere insieme alla città, insieme all'azienda ospedaliera, insieme all'università. L'ideale sarebbe far decidere i tecnici, perché se si comincia come politici a dire decido io, cosa vuole che ne sappia Flavio Tosi anziché Zaia, anziché Alessandra Moretti, dove è giusto farlo? Dove è giusto farlo, come spendere i soldi, lo sanno i tecnici, si fa decidere e si fa. L'errore è stato quello invece di un continuo rimpallo e dopo 5 anni di governo Zaia siamo a 5 anni fa, ovvero non si è ancora neanche deciso nulla.